Siamo di fronte all'ingresso dell'Istituto Superiore per i Servizi Alberghieri e non solo Gaspare Ambrosini di Favara. È chiuso perché è la giornata di sabato, ma c'è la seria preoccupazione che questa chiusura potrebbe diventare definitiva, o meglio un accorpamento che potrebbe anche spostare l'istituto in altra sede. Quali sono le preoccupazioni e soprattutto perché? Lo chiediamo alla dirigente Gabriella Broccoleri. È una preoccupazione seria che nasce da una dimensione prettamente numerica e soprattutto di ordine ragionieristico rispetto al risparmio che lo Stato potrebbe porre in essere tagliando il posto del dirigente scolastico. La questione ragionieristica impatta la enorme dimensione pedagogica e formativa di questa scuola, che è nata a Favara 40 anni fa, un'istituzione prestigiosa che ha costruito il futuro e il presente di tanti ragazzi e di tanti ragazzi che grazie alla scuola hanno potuto definire in maniera ottimale il loro futuro e dunque la partecipazione alla vita democratica. Una preoccupazione che investe tutto il Paese, le istituzioni. Il Consiglio Comunale ha convocato una seduta straordinaria e aperta proprio per parlare di questa problematica e anche quella dell'Istituto Guarino. Ringraziamo la sensibilità del Consiglio Comunale e dei tanti politici, devo dire tanti esponenti del mondo dell'associazionismo che si stanno muovendo e stanno promuovendo un dibattito serio e articolato sulle sorti della nostra città e sulle sorti dell'Istituto Comprensivo Guarino e dell'Istituto Ambrosini, che non possono essere declassati a plesso, che devono mantenere la loro autonomia per garantire al meglio la dimensione culturale e la dimensione sociale della loro missione. Quale sarà il futuro? C'è veramente questa seria preoccupazione che l'alberghiero non sia più a Favara? La preoccupazione c'è, ma noi lotteremo fino alla fine affinché questa scuola possa continuare ad essere autonoma e queste scuole possano continuare ad essere un'istituzione importante per il quartiere, la comunità e per i ragazzi e le ragazze.